Grazie alla Gozzo. Dicevo anche perché, a proposito di attaccanti, eccoci qua, collegato un diamante nero dal Perù, Julio César Uribe. Ciao! Mamma mia, mamma mia. C'ha il microfono staccato però, Julio. Nel frattempo c'ha il microfono staccato, non ti sentiamo. Dovresti sbloccare il microfono. Vediamo un po' se nel frattempo... Perché anche un campione come Uribe giustamente va a celebrare. Eccoci qua. Adesso dovresti esserci. Adesso è pronto? Ascolti bene? Adesso ti sentiamo perfettamente. Allora, abbiamo una batteria di attaccanti da fare invidia alle migliori squadre d'Europa in questo momento, ragazzi. Innanzitutto vorrei fare i complimenti, Fabrizio, a voi per fare questa collegazione con tutti gli ex compagni e grandi giocatori di altre epoche, comunque tutti giocando per il Cagliari, quindi la cosa più bella che questo ci dà è il calcio, rimanere amici, questa è la cosa più bella del calcio. Assolutamente. Quindi, tanti saluti a tanti, tanti saluti. Grazie anche a te. Bravi giocatori e grandissime persone, che è meglio che i giocatori. Grande. Julio, io chiedo a te, tu sei arrivato in Sardegna in una situazione particolare perché sei stato nominato il terzo giocatore, il miglior giocatore del Sud America dopo Zico e Maradona. A quel periodo tu eri uno dei più forti giocatori al mondo. In Sardegna, diciamo in chiaroscuro, ti sei più o meno affermato, però sei ben voluto come Briaschi, come Gattelli, ovviamente Pirasevirdis, certo, non dico niente di più, però è rimasto nel cuore dei tifosi giocatori come voi, uomini come voi, che pure in campo, apparendo poco, non essendo molto presenti, siete rimasti nel cuore dei tifosi. Come te lo spieghi questo? La prima cosa che voglio ricordare è che io ho commesso un sbaglio, e lo sbaglio più grosso della mia vita, no? Non accettare una decisione del mister. Aveva 24 anni, aveva tornato di Roma, mi avevano distinguito con il top 11, il miglior giocatore straniero nel girone di andata, e nel ritorno si è rovinato tutto per la mia decisione. Io ho chiesto scusa ai miei compagni, al mister, tutti, ma non siamo riusciti a giocare come quel girone di andata, dove si è rovinato per un sbaglio, ripeto, il sbaglio più grosso della mia carriera, perché io penso che il giocatore non si discutiva. Però il carattere che aveva purtroppo non mi ha permesso, non mi ha permesso rimanere in Italia come avrei voluto, perché voleva la Juve, l'Inter, Roma, Milan, tutti dopo quel girone di andata, no? Dopo che non ho accettato questa decisione, quindi la squadra non era come quel girone, ripeto, e siamo finiti in B, dopo avere una bella squadra, mi ricordo benissimo Gigi Piras, Quagliozzi, Marchetti, Vavazzori, Azzalli, Minguzzi, Malizia, tutti, ricordo di tutti, e purtroppo è molto importante l'unione delle squadre, sempre, molto importante. Posso chiedere a tutti e cinque qual è il rapporto o con quale altro allenatore si è trovato meglio? Di tutti quelli che hanno avuto, ovviamente, certo, Cagliari è importante, ma ognuno di voi ha avuto una carriera separata, ci mancherebbe altro. Inizia, capitano Gigi, inizia tu, dai. Vabbè, per me è facile, l'allenatore è Mario Tidia, che mi ha preso dalla primavera, poi me lo sono ritrovato in Serie A, poi un'altra persona speciale è sempre un uomo sardo, di cui ho un ricordo bellissimo, che è Gustavo Giagnoni. E poi a scendere ci sono stati anche altri allenatori bravi nel campo. Certo. Pietro. Ma io direi mi unisco a Gigi, perché Mario Tidia per me è stato un uomo importante, come ho già raccontato, mi ha dato la possibilità di riprendermi, era un uomo preparato, ma un uomo molto saggio, attento anche nel rapporto umano. Un altro grande allenatore che mi piace ricordare è Gigi Radice, che abbiamo avuto a Cagliari per un lungo periodo. Era un allenatore capace, con due parole, di accendere le tue capacità, ti faceva rendere sempre al massimo. E poi devo dire un personaggio molto particolare e simpatico, oltre a Sacchi, che è stato un grande, Nils Lidom, che ricordo sempre con grande affetto. Bene.
Non posso che confermare con Tidia, perché chiaramente mi faceva giocare e mi faceva simpatia anche rispetto a tutti gli altri ragazzi che c'erano, parlando di Massimo e così via. Massimo. Io no. vorrei dire un attimo Julio, un attimo Julio, ho chiesto a Massimo e poi arrivo da te, prego. Io purtroppo non posso dire Tidia perché non però era Pattoni o di quelli, no? Una persona per bene. Io ne ricordo due allenatori che sono stati importanti e grandi allenatori per la mia carriera. Uno è Trapattoni e uno è Gigi Simoni. Veramente due grandi gestori, grandi allenatori. Mi ricorderò per sempre assolutamente. E tra l'altro l'abbiamo avuto anche a Cagliari. Julio, tu con qualche allenatore non hai avuto ottimi rapporti, eh? Tutti sono stati importanti nella mia carriera, tutti mi hanno fatto imparare cose diverse. E mi è piaciuto molto una frase che ha detto Emanuele, no? Che la cosa più importante, più in là del calcio, è il rapporto umano. Il rapporto umano. Questo, io che sono mister da 25 anni, non ho avuto mai un problema con nessun giocatore per il rapporto umano, perché loro hanno diversa vita di vivere giorno tra giorno. Quindi se loro hanno un problema, come puoi chiedere una buona risposta nel calcio? Devi capire prima cosa pensi, cosa senti, dopo puoi potenziare quel rapporto. Non tutti il mister ce l'hanno in testa, quindi deve rendere. A me non importa cosa pensi, cosa senti, te devi produrre, no? Te devi produrre la cosa più importante. Comunque una cosa non ti svincula dall'altro, devono stare insieme. Il rapporto umano e la produzione come calciatori, quello è eccezionale. Allora, io, siccome sta arrivando altri ospiti, io ringrazio di cuore Massimo Briaschi, Lele Gattelli, Pietro Paolo Virbis e Gigi Piras della loro gradita e importante partecipazione. Per me personalmente è un onore, ma credo che sia stato un piacere per tutti i tifosi rossoblu. Grazie a voi. Ciao a tutti, ciao Pietro, grazie, ciao ragazzi, grande abbraccio a tutti. Sempre forza Cagliari. Sempre, ti aspettiamo a Cagliari, a Bomber. Allora, dovrebbe esserci ancora Uribe in linea, credo, eccoci qua. Quindi rimango un po' con te, nel frattempo arrivano anche altri ospiti e ti chiedo che esperienza è stata, certo dal punto di vista sportivo magari, come dicevamo prima, un po' alti e bassi, però la gente si ricorda di te, ma che spogliatoio era quello del Cagliari in quegli anni? Intanto salutiamo Luciano e Paola che si è collegato. Eccoci ciao, qua. bravo, Prego Julio. Un bel spogliatoio, tutti persone in gamba, giocatori in gamba, quindi ci tenevamo molto bene, però qualcosa è cambiato, ripeto, dopo che ho sbagliato io, no? E ho chiesto scusa, ricordo benissimo, ho chiesto scusa a tutti i miei compagni per non accettare la decisione del mister, un partito in Pisa, se non ricordo più, e poi le cose non sono continuate uguali, però la vita non si finisce di imparare, quindi ricordo benissimo tutto. E come mister cerco che nessun giocatore non accetti una decisione, capito? Quindi si è imparato di quel fatto lì. Però ricordo benissimo a tutti i miei compagni, perché lì in Cagliari io sono maturato come persona, come essere umano, perché prima sono stato avevo un carattere più difficile, no? Allora, io saluto nel frattempo anche Marco Sanna, che saluto, che si è collegato anche lui. Faccio una domanda a Julio prima di lasciarlo libero e ti dico, quella squadra potenzialmente era fortissima. Tu hai parlato di un girone d'andata, ricordiamo era la stagione 82-83, l'anno del secondo scudetto della Roma, quindi era anche una bella annata. Ma Victorino, perché secondo te non si impose, non fu così? Perché tu qualche sprazzo di ottime giocate lo facesti vedere. Victorino però invece fece proprio fatica. E non vorrei dire cose che non si possono dire, però è molto importante la testa, no? La testa, sempre il mister lo diceva, te non è lo stesso giocare in Sud America che giocare in Italia. E ci conto un'aneddota molto bella, perché io, nonostante essere stato premiato in Sud America dopo Maradona e Zico,
e quando non aveva la palla guardava il gioco. Il mister, ricordo benissimo, Giannioli mi ha chiamato e mi ha detto: Giulio, aspetta, vieni qui. Quando sei in Sud America e qua, quando la palla non ce l'hai, devi prendere questo giocatore, devi occupare questa posizione. Quindi quel fatto lì Marco Sana mi ha fatto lottare di più per aiutare i miei compagni a recuperare la palla, no? Quindi non si finisce di imparare nella vita, nel calcio, no? Julio, io ti ringrazio, se vuoi rimanere a guardare tranquillamente, io passo anche la palla agli altri. Nel frattempo ringrazio e do il benvenuto anche a Lulu Oliveira. Ciao Lulu! Un grande abbraccio a tutti. Scusa, Fabrizio, un grande abbraccio a tutti. Grazie ancora, Julio, grazie, davvero un piacere averti avuto ospite. Oh Marco, Eccoci qua. Allora,